Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati. Vi propongo una nuova partita contro Jimmy. Qualcuno si chiederà chi è Jimmy e anch'io mi sono fatto la stessa domanda prima di sfidarlo. Jimmy è uno dei tanti software, tanti bot della piattaforma scacchistica di chess.com e dunque iniziamo, vediamo un po' come va. Io gioco con il bianco, gioco di 4. L'elo stimato del mio avversario, quindi è un simulatore di giocatori che hanno 600 punti e vediamo un po', cerco di spiegarvi le sue idee ma anche le mie. Allora, innanzitutto, come ben sappiamo, quando iniziamo una partita l'importante è cercare di controllare queste 4 case. La mossa che mi ha fatto il mio avversario mi sorprende, è molto strana, è un pedone non difeso e per esperienza vi dico che questo pedone si può catturare e così per esperienza vi dico che per giustificare questa mossa più delle volte il mio avversario dovrebbe posizionare un alfiere in G7 per poi giocare sulle case nere. H6 mi attacca, questo alfiere dovrà andare via e allora direi che lo posiziono una traversa un po' più indietro. Ok, Jimmy diciamo che deve rivedersi un po' l'apertura perché sono tutte mosse molto strane, un po' contro i principi degli scacchi. Ricordate, voi giocate un'apertura qualunque, indipendentemente chi sia il vostro avversario, i primi 3 obiettivi da conquistare sono il centro, lo sviluppo dei pezzi, ma cosa fondamentale, la sicurezza del vostro re. Ok, continuo conquistando il centro. Torre H7 e mi sa che questo Jimmy non è così forte perché muovere solo i pedoni, muovere le torri, muovere i pezzi verso il lato della scacchiera è qualcosa di assolutamente controproducente. Il più delle volte sono sempre delle mosse errate, comunque sia mosse da poter migliorare. Come vedete qui si è creato un po' di armonia. Il bianco, quindi io ho il controllo del centro, al di là del vantaggio materiale perché ho catturato un pedone in G5 i miei pezzi stanno creando armonia proprio lì verso le case centrali. Dunque obiettivo numero 1 la conquista del centro e allora l'obiettivo numero 2 sarà cercare di controllare questo spazio delimitato da frecce azzurre, quindi continuo col mio sviluppo. Ok, e 6 tra tutte le mosse giocate dal mio avversario, questa direi che è senz'altro la mossa più sensata. Durante il corso della partita cercate sempre di valorizzare le debolezze del vostro avversario. Cosa sono le debolezze in concreto? Potrebbero essere dei pezzi non difesi e allora in questo caso, diciamo, facendo questo screening, questa scansione della posizione del nero, mi accorgo che la torre non è difesa e anche l'altra torre dall'altro lato non è difesa, così come il cavallo. Dunque, dopo che avete fatto questo lavoro, questo percorso, cercate di immaginare come poter attaccare qualcuno di questi pezzi, perché se voi riuscirete ad attaccarli, chiaramente il vostro pezzo magari diventerà un po' più attivo e il suo ovviamente dovrà spostarsi. Ok, la mia attenzione va in particolar modo su questa torre che lì all'angoletto, lì verso il bordo della scacchiera non è poi così forte, allora sviluppo il mio alfiere, lo porto verso il centro e indirettamente punto quella torre. Cavallo F6, altra mossa per certi versi logica perché i pezzi si posizionano verso il centro e da lì si inizia a costruire una strategia. Purtroppo per il nero cavallo F6 non neutralizza la mia idea iniziale perché la mia idea iniziale era proprio quella di puntare contro la torre lì in H7. Quindi questa torre in H7 chiaramente è indirettamente attaccata dal mio alfiere. Qualcuno più esperto utilizzerà questo termine. La torre è attaccata a raggi X, quindi a distanza con qualche pezzo tra l'attaccante e il pezzo stesso, dal mio alfiere. Dunque, domanda molto semplice, molti di voi già sapranno che mossa giocherò, come attaccare questa torre e chiaramente la risposta è una soltanto, muovendo il mio pedone in avanti. Il pedone attacca il cavallo, di conseguenza questo alfiere così forte punta la torre. Non resta altro a Jimmy di muovere il cavallo verso il bordo della scacchiera e anche noi dobbiamo fare attenzione ai nostri pezzi non difesi. Durante il corso delle vostre partite, comunque durante il corso di qualsiasi partita, il giocatore che riesce ad avere il controllo dei propri pezzi, quindi cercare di tenere tutti i pezzi sotto controllo difesi, avrà sempre una strategia più facile. Quando
parlo di pezzi, intendo tutti tranne i pedoni, quindi piccola parentesi per cercare di seguire meglio il corso della partita. Il cavallo in H5 attacca quest'alfiere, io attacco la torre. Sappiamo che dal punto di vista materiale è molto più forte una torre piuttosto che un alfiere, quindi se io catturo la torre, lui mi cattura l'alfiere, io da bianco sono più che soddisfatto e allora vado proprio verso questo percorso. Fiere per torre, cavallo per alfiere. Il materiale dà ragione al bianco. Da bianco aveva un pedone in più perché Jimmy mi ha sacrificato il pedone in G5 e adesso mi ritrovo con una qualità di vantaggio. La minaccia immediata del nero è chiaramente questo attacco su G2. Alcuni, e senz'altro, diciamo, se io facessi una domanda in generale cosa fareste qui da bianco, qualcuno dirà, beh, se io arrocco, chiaramente sono scoperto perché potrebbe attaccarmi lungo la colonna. Ed effettivamente questa donna, se riuscisse a saltare in G5 in coordinazione con il cavallo, darebbe abbastanza noia. Tuttavia, se ci soffermiamo un po' meglio sulla posizione, ci accorgiamo che questo attacco contro il mio arrocco non è poi così possibile, perché questa donna è abbastanza limitata, non può saltare in G5 in H4 finché manterrò il mio cavallo in F3. Chiaramente, se questo cavallo per qualche ragione si allontanerà, la prima e istintiva mossa da parte del nero sarà senz'altro donna G5. Donna G5, mossa che crea armonia, coordinazione tra i due pezzi con ovvie minacce di matto. Poi anche lì bisognerà vedere, calcolando, se queste minacce di matto sono effettivamente concrete. Altro consiglio molto utile, siamo in medio gioco, il re del bianco al sicuro, il bianco è soddisfatto di tutto ciò che si è verificato, cosa dovrà fare? Sicuramente deve cercare di eliminare, peggiorare i pezzi migliori del proprio avversario. Quindi in questo caso io osservo la scacchiera e dico ok, questo cavallo è così noioso, così fastidioso che cercherò di cambiarlo o comunque di allontanarlo. E allora considero una mossa come G3 per scacciarlo, una mossa come donna D2 per attaccarlo, oppure proporre un cambio ad esempio con il mio cavallo che va in E2. Fatti questi ragionamenti inizio a selezionare le mosse, perché magari la mossa come G3 consiglio valido sempre e la evito perché non sono costretta a muovere un pedone del mio arrocco. Ancora non sappiamo come andrà la partita. Durante il corso della partita ci saranno situazioni e momenti che potremmo non tenere sotto controllo o comunque potrebbe più avanti essere necessario avere un pedone G2. Ancora non sappiamo come si potrà svolgere il gioco. Ricordate, muovete i pedoni dell'arrocco soltanto se sarete costretti. D'altro canto, questo cavallo in F4 è così forte e noioso che direi che cambiarlo potrebbe soltanto essere un successo, un miglioramento per il bianco, e quindi il mio cavallo lo porto in E2 proprio con l'idea di cambiarlo. Lui non è d'accordo, non lo cambia. Il cavallo in H5, occhio, pezzo indifeso, potrebbe essere un nuovo obiettivo, oppure potrebbe essere un'idea per cercare di migliorare ulteriormente la mia posizione. Posizione il mio cavallo in G3. Chiaramente in caso di cambio la scelta con quale pedone catturare mi avrebbe portato a catturare col pedone che dall'esterno, quindi il pedone H cattura verso l'interno. Quasi sempre sarà la cattura migliore. Dunque, quando avete due pedoni e una cattura possibile con due pedoni, solitamente il pedone esterno che si sposta verso il centro. R7 è una mossa che direi, se Jimmy fosse un essere umano, è la tipica mossa da mouse sleep, quindi un giocatore per sbaglio muove il re perché magari in E7 voleva portare qualche altro pezzo. La mia manovra di cavallo attaccava il suo pezzo non difeso, quindi io qui lo catturo, ringrazio e vediamo un po' come prosegue la partita. Cavallo B4, e qui direi che è il momento di provare a coordinare i miei pezzi contro il suo re, e per farlo, per creare diciamo degli attacchi possibili o comunque avere già qualche idea data la posizione di medio gioco che abbiamo di fronte, devo immaginare posizioni finali. Ad esempio, se io riuscissi a portare la mia donna in F6, probabilmente potrei coordinarla con questo cavallo in G7, oppure una donna in F6 si potrebbe coordinare
sempre su F7 e magari con l'alfiere in G8, quindi cerco proprio di giocare e coordinare i miei pezzi in questo modo. Donna D2, direzione, occupazione, controllo, attacco delle case nere, e dunque via F4 proprio per saltare in F6. Altra idea molto interessante è giocare chiaramente Don H4. Se volessi giocare per il matto, ovviamente il cambio dei pezzi, perché se io gioco Don H4 immagino che lui giocherà Re 8 e chiaramente io potrei cambiare le donne mantenendo il vantaggio materiale, però se volessi giocare per il matto più pezzi cambio più sarà difficile. E allora proprio perché sono in vantaggio materiale, voglio cercare di creare un tema di scacco matto, gioco cavallo in F6, il cambio era la mossa che mi aspettavo e riprendo di pedone. Come vi dicevo prima, delle idee di matto, visto che lui non ha poi così tanto spazio, potrebbero proprio arrivare lì, nella casa F7. Dunque, nuova domanda per tutti, quindi proviamo a seguire la strategia. Come è possibile attaccare F7? Sicuramente con l'alfiere in G8 serve un altro pezzo, che potrebbe essere il cavallo che salta in E5, potrebbe essere la donna che lì da H5 punta di nuovo su F7. Ok, stiamo creando e stiamo mantenendo una logica, stiamo creando armonia ed effettivamente stiamo creando un gioco molto più semplice. E allora, a tal proposito, una mossa come alfiere G8, per quanto possa essere strana, in realtà è un'ottima mossa. A4 da parte di Jimmy non difende dalla mia idea e dopo cavallo E5 la minaccia di matto in F7 è tanto forte quanto imparabile. Ok, non so se il mio avversario, in questo caso essendo un bot, essendo un software, ovviamente si è accorto di questa minaccia di matto e quindi decide e considera la difesa con la donna unica e necessaria. Va bene, io catturo, lui prenderà di alfiere e a questo punto cerco di intrappolare il mio avversario con questo matto, quindi l'alfiere va in F7, io catturo in H6, nuova minaccia di matto, in questo caso il matto del corridoio. C6 necessaria, Jimmy non vuole perdere, ma chi vorrebbe perdere? Quindi Jimmy vuole fuggire verso il lato di donna, magari vuole scappare da questo lato, e il vantaggio materiale è così grande che potrei considerare anche eventuali sacrifici, oppure, come anticipato da prima, cercherò di dargli matto, non voglio catturare i suoi pezzi e allora cerco di comprimere il suo spazio, quindi C4, idea C5, non voglio che avanzi. A3, e per attaccare il mio pedone gioco B4, ma la mia idea reale è posizionare la torre B1 e successivamente continuare a dar fastidio, a dar noia al mio avversario. C'è un aneddoto, in qualche altro video già questa frase l'ho detta in più occasioni, gli scacchi sono un gioco di fastidi, più fastidio riesco a dare al mio avversario, più vorrà dire che la mia strategia è andata a buon fine. E a tal proposito, in ottica di limitarlo, ma la posizione è così comoda che potrei fare realmente quel che voglio, gioco donna H8, l'idea non permettere al suo re di allontanarsi troppo. A questo punto, come dicevo prima, proviamo a immaginare dei temi di scacco matto, perché le idee di scacco matto potrebbero arrivare forse sull'ottava traversa, ma allora a quel punto mi servirà una torre che potrebbe fare un percorso, seppur lungo, del genere. A quel punto con una torre che si posiziona a contatto del re del mio avversario, e ricordate che per avere questa idea di scacco matto dovete soffermarvi proprio intorno a lui. Il re del nero non ha poi così tante case dove spostarsi. E allora a tal proposito cerco di giocare appunto quella manovra, così qualcuno sarà anche soddisfatto che anche in questo video riporto sempre la solita e famosissima manovra dell'ascensore. Torre qui. In questo caso l'ascensore è un po' più in alto, solitamente l'ascensore avviene attraverso la manovra sulla terza traversa, però torre G4, idea torre G8 e da lì spazzare l'intera traversa. Torre G8, minaccia di scacco matto, torre per C8, la partita si conclude, Jimmy potrebbe non essere più così contento. E allora, torre A8 difende e a questo punto quali potrebbero essere dei nuovi attacchi su C8, perché quest'alfiere è attaccato 2 volte, è difeso 1, diciamo che il mio avversario soffre un po'. Cavallo C4, idea cavallo B6, da lì si riattacca il punto C8 e chiaramente se è attaccato 3 volte, è difeso 2, non è che si possa fare chissà cosa. Lui mi cattura
e potrei catturare la torre, potrei catturare l'alfiere, in realtà potrei fare qualsiasi cosa, anche una mossa di attesa come RH1, per quanto sia vantaggiosa la posizione, darà ragione a bianco. In realtà catturo col pedone C con l'idea di mantenere questa gabbia, lo mi sacrifica, tipiche mosse da software che in difficoltà e gioca mosse forzate, e a questo punto è il momento di chiuderlo. Torre per C8 scacco, il re si sposterà, dopodiché torre per A8, tipica coordinazione tra cavallo e torre, vediamo se mi fa colorare, sì, ok, tipica coordinazione tra cavallo e torre, lì a bordo della scacchiera. Queste coordinazioni a volte prendono il nome di coordinazioni, soprattutto quando c'è la posizione finale di matto, matto arabo, a volte, dipende poi dal tipo di posizione in sé, potrebbe prendere il nome di matto di Anastasia, però come avete visto la coordinazione di un cavallo fortissimo lì in B6 in avamposto difeso da un proprio pedone non può più essere rimosso, sostiene la torre, e a questo punto diciamo che la prima partita di questo speedrun ufficiale contro i bot di chess.com è andata a buon fine. Spero che vi sia piaciuto questo video. Come sempre vi invito a seguire i social di Matto Scacco e appuntamento alla prossima. 1-0 bot contro Nicolò. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!